Non si tratta soltanto, infatti, di portare il governo alla porta degli amministrati con un decentramento burocratico e amministrativo, sulle cui necessità tutti oggi concordiamo. Si tratta di andare avanti e di porre gli amministrati nel governo di sé medesimi. Questa è la vera essenza di quel federalismo democratico che ancora deve trovare la sua strada applicativa. Questa è la risposta alle esigenze di una vera autonomia legate alle esigenze concrete di una comunità. Il Presidente della Repubblica ha giustamente sottolineato che l'unità nazionale nella ricchezza del suo pluralismo e delle sue autonomie e l'unità europea che ha queste stesse caratteristiche sono oggi leve insostituibili per far sì che l'Italia assolva il proprio ruolo in un mondo globalizzato. Un'Italia divisa o una macro regione italiana diventerebbe rapidamente irrilevante. La Costituzione italiana ha legato in un articolo fondamentale, il quinto, l'unità e l'indissolubilità della Repubblica alla promozione e valorizzazione delle autonomie regionali e locali. Cosa significa oggi? Oggi significa rilanciare la definizione compiuta di una Carta delle Autonomie dove il federalismo democratico è la base per scelte reali a favore dei cittadini in una visione nuova dell'unità della nazione e dello Stato italiano. Molti però sono ancora gli interrogativi che ci accompagneranno nelle celebrazioni di una data così importante. Che cos'è per noi la patria oggi? Quale ancora importanza ha la lingua unitaria? L'Italia è davvero solo un insieme di regioni? C'è da chiedersi quanto, da alcuni decenni, un patrimonio di valori unitari si sia venuto oscurando anche nella formazione delle giovani generazioni e come ciò abbia favorito il diffondersi di nuovi particolarismi, di nuovi motivi di divisione, di tensione del tessuto della società e della vita pubblica nazionale. Abbiamo il diritto e il dovere di valorizzare le nostre specificità territoriali, anche linguistiche, ma questo non può diventare un valore disgregante. Non c'è alcuna contraddizione tra ricordare e celebrare l'unificazione nazionale e nel contempo valorizzare tutti i territori che costituiscono questa nostra unità.